Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano. Allora, oggi siamo su Doom 3. Ho comprato questo gioco, ho trovato pochi soldi, ho detto boh, compriamolo, che so che è considerato un capolavoro. Proprio non conosco questo gioco, da quello che ho capito mi sembra un horror, ma veramente ragazzi non so molto, però volevo provarlo insieme a voi. Ragazzi, con Far Cry 3 è un problema, io registro ma sento l'audio ma vedo tutto nero. Cioè non capisco che problema è, se è di Fraps o non lo so. Quindi sto cercando di risolvere questo problema, però intanto annuncio che ci sarà un unboxing carino, che mi sono comprato altre cose su ProQ, là sul sito, però non vi voglio svelare niente. Oh madonna, il Comendone è rincoglionito. Sì, ci sarà l'ultima puntata del Giro del Mondo, la farò domani. Speriamo di avere veramente tanta gente ragazzi, perché ci tengo tantissimo a fare un video cazzeggio finale. Però adesso partiamo con questo gioco, nuova partita. Doom 3. Facciamo recluta perché non ho mai giocato. La Union Aerospace Corporation è la più grande entità corporativa esistente. Che bello. Originariamente impegnata solo in armamenti e in contratti di difesa, ora investe risorse anche in ricerche biologiche, esplorazione spaziale e altre attività scientifiche. Bene. Grazie a fondi limitati e alla possibilità di effettuare ricerche al di fuori di regole morali e legali, la UAC controlla le tecnologie più evolute mai concepite. Mi fa piacere. È che non ho mai giocato gli altri due, però io sono famoso per giocare prima il 3, poi il 2, poi l'1. Cioè vado un po' alla cazzo. Speriamo sia bello, questo gioco tutti mi hanno parlato benissimo. Rilevato trasporto in arrivo. Controllo Marte, qui Darkstar su 07063. Passiamo a 38000. Ricevuto Darkstar. Scendete a 2000 e contattate il controllo su 26972. Ricevuto, Torre. Sono sul radar, signore. Atterreranno fra qualche istante. Eccellente. Fate venire il consigliere Swan direttamente da me. Sì, signore. Torre, qui Darkstar. Siamo in avvicinamento. Dai, che voglio giocare, cazzo. Vi abbiamo acquisito, Darkstar. È tutto pronto per l'attracco. Il gioco della Bethesda, sì. La Bugtesda. Posso credere che si sia giunti a questo, non volevo venire qui. Non le ha lasciato scelta, vero? Ma questa è l'ultima volta. Sono stanco di fare il controllo danni ogni volta che combina un guaio. Esatto, lei è il controllo. Se fallirà, io sarò la distruzione. E sarà necessario. Bedroger dovrà iniziare a fare le cose a modo nostro. Come meglio crede, consigliere. Ok. Benvenuto su Marte. Tutti i nuovi Grazie. arrivati devono registrarsi alla reception. Oddio, aspetta un attimo. Oh, dove cazzo devo andare, poi? L'area... dove cazzo l'è? Se hai bisogno di una mano, vai alla reception. Benvenuti a Mars City, la principale Devo andarmene di qui. Aerospace. Per agevolare la vostra registrazione, dirigetevi alla reception. Sì, amore. Subito. Subito, amore. Benvenuto su Marte, Marino. Ho capito. Ho bisogno che ti fermi su uno di quei quadrati rossi sul pavimento per una bioscansione. Va Ci bene. vorrà solo un secondo. Ok, aspetta che lo attivo. Ta 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 ta. Sembra bello il gioco, così il primo impatto mi piace. Se ti muovi farai perdere tempo a entrambi. Ottimo, la bioscansione è a posto, sei autorizzato a entrare. Che bello, che bello, che bello. Oh merda. Cos'è sta roba?
UAC vi dà il benvenuto a Mars City. Questo impianto serve da nucleo centrale per tutte le ricerche scientifiche, gli studi archeologici e le operazioni militari. Sicurezza e benessere degli impiegati e degli ospiti sono lo scopo primario della UAC. Per aiutarci a raggiungerlo, vi chiediamo di seguire. Ok. Benvenuto su Marte. Ho capito che sono su Marte. La borsalina la farò mandare al tuo alloggiamento. Ok, ci sono alcune cose da sistemare. Questo è il tuo palmare, o PDA, che avrai bisogno per accedere a tutte le zone protette. Se ricevi una nuova autorizzazione, questa verrà scaricata automaticamente. È importante, quindi non perderlo. Vedo che il sergente Kelly ha richiesto la tua presenza immediata. Vai direttamente al comando dei marini. È da quella parte. Segui i cartelli. Ok, Comenda Veneziano, numero ID 3319 X22, vanno in sicurezza, pim pum pa. Ok, bene. Mars City è una struttura non fumatori. Fumate solamente nelle zone riservate. Allora, sta qua la vocetta, ragazzi, da pompa, ufficiale. Perché pare che ci siano dei problemi piuttosto seri. Oh, davvero? Devo ricordarle il rivoluzionario lavoro che stiamo portando. Bello, bel ragazzo questo. Ma sono stato autorizzato. Un incrocio tra collina. Il consiglio l'ha autorizzato. E chi? Il consiglio non sa niente di scienza. Vuole solo qualcosa che faccia guadagnare più soldi. Non mi viene, ragazzi. Prodotto. Non si preoccupi, avranno il loro prodotto. Dopo quanti incidenti? Mi dica, professor. Giusto, tra collina e il cattivo di Austin Powers. Eccolo là. Semplicemente non riescono a reggere questa vita. Cerchiamo di Sono capire. esausti e stressati. Se avessi uno staff migliore e un budget più alto, si sarebbero potuti evitare questi piccoli incidenti. Ho paura che non otterrà altro fino a quando non farò rapporto al Consiglio. Avrò bisogno di accedere a tutto, professor Bedruger, incluso al Delta. Non avrò difficoltà a farlo, vero? Solo se si perde, Swan. Ma non mi stia fra i piedi. Presto qui ne succederanno di tutti i colori. Aspetti e vedrà. Andiamo. Quindi questi giochi, chiaramente, se li paragoni a Far Cry di grafica, non c'è paragone, non puoi paragonarli. Però hanno un fascino particolare, non lo so. Oh. Scusate ragazzi, ecco il Comenda ogni tanto, purtroppo, ecco, si rincoglionisce, ma lo sapete, è una costante comendiana. Sì, li ho visti arrivare anch'io. Miller, hai sentito del caporale Allen? Già, dicono che... Raccogliere palmari utili, il loro contenuto viene scaricato nel tuo PDA. Prendiamo uno, ne prendono un altro. Che gioia! Presenza militare. Chiedo chi manderanno adesso. Un rappresentante ha affermato che la maggiore attività è un semplice spiegamento tattico. A chi lo dici? Le autorità continuano la ricerca degli attivisti responsabili delle sconfitte. Devo andare di qua. Altri incidenti nel complesso Delta. Io voglio ammazzare. Il professor Brady è a rapporto nell'ufficio gestione ambientale 4 Alfa. Sì, amore. Brava. Devi fare rapporto al più presto al sergente Kelly. Ok. Ok, ok. Qui gestione scientifica Delta. Vorremmo richiedere un'altra squadra di sicurezza al Delta. Sì, signore. Dopo mi devo ben capire anche la storia dell'1 e del 2. Comunque ce l'ho, perché il gioco è compreso di tutti e tre i giochi. Però intanto mi guardo un po' di la recensione, le robe, la trama. Dopo non ho mai giocato, è la prima volta che impugno il mouse. Sto cercando di capire, ragazzi. Volevo provarlo insieme a voi. Mando cazzo devo andare. Mando cazzo devo andare. Non posso interrompermi, ho del lavoro da finire. Qua non posso. Oh, stronzo. Ah, figlio dei namigno. Non perdere tempo, vai a parlare col sergente. Sergente dove cazzo l'è? Forse in te non glielo chiederei. C'è che Travis abbia ficcato il naso e sia stato trasferito al volo. Non l'ho nemmeno visto partire. Diavolo, nessuno l'ha visto. No, qua torno indietro però mi pare. Affermando che la mix... Infatti. Ragazzi, devo un attimo ambientarmi.
Ma non c'è una cazzo di mappa, Dio Christiansen. O sono io rincoglionito? Sto riconfigurando questo bambino. Non ho tempo. Non hai degli ordini da eseguire? Cioè, vaffanculo anche. Sei presa comoda, Marine? Oh, vecchio, ho appena cominciato a giocare. È scomparso un altro membro della squadra scientifica. Siccome sei il livello più alto in grado, tocca a te trovarlo. Ecco. Voglio che controlli il vecchio centro comunicazioni. Pare che sia andato da quella parte. L'unica via è il passaggio di servizio sotto Mars City. Ho programmato questa sentinella per guidarti fino all'ascensore. Seguila meglio di quanto hai fatto finora con gli ordini. Prendi dell'equipaggiamento alla sicurezza in fondo al pozzo dell'ascensore. Ah, quando lo trovi, riportalo indietro. Non fargli del male. Va bene. Allora ragazzi, io sicuramente qualche altro gameplay lo faccio. Se ne volete un po' di più, posso cominciare una piccola serie. Perché questo gioco, non so il perché, ma mi ispira proprio, così a pelle mi ispira. E contando che Far Cry, non so quando posso, cioè veramente non so quando posso iniziarlo perché ho sti problemi. E Assassin lo stesso, c'ho qualche video ogni tanto. Poi vabbè, ho sempre come si dice, vabbè, le previsioni, Eurotrack, The Hunter che adesso devo riscaricare. Poi vabbè, chiaramente Flight Simulator non è abbandonato, adesso mi riposo un po', ma poi ho già in mente un altro progettino. E così ragazzi, quindi se volete un po' di gameplay di questo gioco, se vi piace, se è un gioco che su YouTube va, cioè che può piacere all'utenza, io registro. Ragazzi, un saluto dal Comendone, mi sta anche chiamando il Piada. Ciao!